Buongiorno e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Mistero sulla nave suprema della GNV in servizio da Genova a Palermo, dove una ragazza di 20 anni è scomparsa. Ad accorgersi dell'assenza sarebbe stato il fratello a bordo della stessa nave. Il comandante così avrebbe ordinato le ricerche. Non si esclude al momento alcuna pista. La ragazza potrebbe essere caduta in acqua durante il tragitto oppure essersi nascosta all'interno della nave. Ancora fiamme a Marsala, in provincia di Trapani ed esattamente nel centro storico in via Bottino. Qui un'altra auto è stata incendiata, si tratta infatti di una Peugeot parcheggiata vicino a Baluardo Velasco. Ma non è il solo episodio, è andata a fuoco anche un'altra vettura vicino via Mazzini. Non si sa se vi siano collegamenti tra i due eventi o se si tratta di due roghi separati. Saranno garantiti dal 1 gennaio 2023 per i prossimi 5 anni i collegamenti in aliscafo con le isole minori in Sicilia. Il dirigente generale del Dipartimento regionale dei trasporti Fulvio Bellomo ha firmato oggi i decreti con cui sono stati aggiudicati i servizi di trasporto marittimo dei passeggeri. 6 i lotti aggiudicati su 7 messi a bando dalla Regione per un importo complessivo di oltre 157 milioni di euro. Sono 107 i migranti sbarcati a Lampedusa dopo essere stati soccorsi dalle motovedette della Capitaneria e della Guardia di Finanza. Una donna incinta, poiché in travaglio, è stata portata prima al poliambulatorio e dopo è stata trasferita con l'elisoccorso all'ospedale di Agrigento. Salgono a 3 gli sbarchi in poche ore per un totale di 155 persone. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.